La lotta serrata al coronavirus passa dalle restrizioni. Ecco, le chiediamo un commento sull'ultima ordinanza del presidente Zaia, condivisa con le regioni Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, e anche l'ultimo provvedimento normativo, il DPCM del presidente Conte. L'ordinanza era a questo punto inevitabile e il governatore ha fatto bene a emanarla, perché purtroppo la disobbedienza civile di fronte a quelli che erano sia le disposizioni giuridiche sia a quelle che sono le disposizioni del buon senso non sono servite, e quindi purtroppo, ma direi anche per fortuna, abbiamo un governatore energico che riesce a coniugare l'interesse dei cittadini con la rigorosa severità necessaria, e quindi un plauso a quello che ha fatto. In questi giorni il premier Giuseppe Conte ha invocato la clausola di supremazia nazionale per la paura che le regioni possano essere delle schegge impazzite, insomma andare oltre quelle che sono le loro competenze. Il governatore Zaia ha contestato questa cosa perché ha parlato di collaborazione delle regioni, ma non nell'ultimo periodo, dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Lei che cosa pensa? Anche qui il nostro governatore ha ragione. Da un lato è verissimo che le nostre regioni hanno sempre collaborato con lo Stato centrale. Semmai la colpa è stata dello Stato centrale, che all'inizio non ha dato ascolto alle regioni. Vorrei ricordare che Zaia è stato il primo in Italia ad allertare e allarmare il Paese nel febbraio dell'anno scorso sullo sviluppo del coronavirus in Cina e sui turisti che lo portavano, ed è stato accusato di fascismo, razzismo e altro. Quindi quanto alla clausola di sovranità, che da un punto di vista giuridico non riesco a capire cosa significhi, la questione è molto semplice. Soltanto attraverso una legge del Parlamento può essere imposta una legislazione, e sempre nel rispetto delle distribuzioni costituzionali, che possa anche andare oltre quelle che sono le prerogative del governatore. Certo non si può fare con un atto amministrativo come il DPCM. Il DPCM è un provvedimento amministrativo che può essere impugnato davanti al TAR e davanti al Consiglio di Stato, può essere addirittura disapplicato dal giudice ordinario come tutti gli atti amministrativi, e non può certo rappresentare questa clausola cosiddetta di sovranità, che nessuno capisce cosa sia. Quando è stata fatta la riforma costituzionale non si è tenuto conto della possibilità che vi fosse un domani una pandemia gravissima che deve essere gestita dallo Stato, secondo quello che dice la stessa Costituzione, e una serie di difficoltà e di problematiche sanitarie che devono essere gestite dalle regioni, sempre secondo la Costituzione. Quindi vi è una incertezza, che tra l'altro è manifestata da tutta una serie di differenti interpretazioni di numerosi costituzionalisti, ma proprio perché c'è un'incertezza io ritengo che l'unica soluzione sia quella del buon senso, cioè del coordinamento, della collegialità, anche perché il rischio di una sovrapposizione eventuale dello Stato rispetto alle competenze delle regioni, nel momento in cui le varie regioni fossero in situazioni di diversissima sofferenza e quindi anche dovessero essere, meritevoli di trattamento diverso se sono state più o meno virtuose rispetto alle altre, con un trattamento omogeneo potrebbe anche comportare dei disordini periferici. Rispetto al tema delle restrizioni delle libertà individuali e quindi anche delle libertà costituzionali, ormai ci stiamo abituando sempre di più a questo aspetto. Qual è il pensiero da giurista e qual è il pensiero da privato cittadino, da semplice cittadino, rispetto a questa pressione nei confronti delle libertà individuali? Da un punto di vista giuridico anche qui la questione è complessa, perché la limitazione delle libertà costituzionali da parte del governo sono molto dubbioso che possano avvenire attraverso degli atti amministrativi come è avvenuto adesso con dei DPCM. Noi le abbiamo sempre sopportate, seguite, ottemperate per ragioni di buonsenso e per ragioni di utilità, ma credo che, come ha detto la Presidente Casellati, Presidente del Senato, il Parlamento avrebbe dovuto essere coinvolto in modo maggiore, non come
autorità che viene informata da quello che fa il governo, ma come autorità che decide quello che il governo deve fare. Perché quando si toccano i diritti costituzionali soltanto la legge può intervenire, non un atto amministrativo. Per quanto poi riguarda la, diciamo così, disobbedienza civile, qui non si predicherà mai abbastanza, e anche questo lo dice il nostro governatore, che la legge deve essere chiara, precisa, netta, assistita da sanzioni anche nel momento in cui dovessero essere necessarie, severe e comunque applicate con certezza, però nello stesso tempo siamo noi i primi a dover essere governatori di noi stessi, dei nostri interessi e anche della salute collettiva. Lo spirito di marzo l'abbiamo perso perché all'epoca eravamo sconcertati da questa novità, eravamo impauriti, non capivamo più nulla e ci siamo affidati anche con un certo ottimismo, se vogliamo, tutto doveva andare bene, i canti, le bandiere fuori, ci siamo affidati a un governo centrale che ci comprimeva molto le libertà ma che ci dava anche molte speranze. Queste speranze purtroppo sono state deluse perché in questi 6 mesi il governo non ha provveduto a organizzarsi in vista di una possibile, anche se non certa, seconda ondata. L'errore è stato quello di non programmare una gestione dei trasporti che sono stati il primo veicolo di trasmissione del contagio, sia per quanto riguarda il lavoro, sia per quanto riguarda soprattutto le scuole. Si sa che i bambini, i ragazzi a scuola magari sono controllati e protetti, ma come salgono nei mezzi pubblici si accalcano, si tolgono la mascherina senza che nessuno possa nemmeno redarguirli. Questo è stato, a detta praticamente di tutti, anche nei paesi stranieri, il maggior veicolo di contagio. Si sarebbero dovuto programmare dei trasporti non solo a scalare, cioè scaglionati, ma anche coinvolgendo tutta quella serie di operatori privati che sono in massima sofferenza a seguito dell'epidemia. Parlo dei tassisti, parlo dei proprietari di autobus, di pullman e di corriere destinati alle gite che sono senza lavoro. Ecco, invece di gettare i soldi a pioggia dandoli per così dire in beneficenza, si sarebbe dovuto organizzare preventivamente, avevamo 6 mesi di tempo, questa devoluzione retribuita ovviamente di compiti a tutti questi organismi privati che oggi sono in sofferenza e che comunque la cui mancanza ha determinato la chiusura delle scuole.